Eccoci qua nuovamente. Vice direttore, lei ha dei dati molto interessanti, ai noi, perché una delle piaghe che erano state citate, che sono state citate nell'Assemblea Generale, a cui peraltro voi avete partecipato di Confcommercio, è quella dell'eccessiva burocrazia. Tasse alte, burocrazia eccessiva, costi energetici. Cosa emerge dall'indagine che voi avete fatto e cosa si intende proprio per burocrazia? Perché è la lamentela che è più frequente, che riceviamo persino noi da parte dei telespettatori che ci scrivono, e anche giovani che vogliono intraprendere delle attività, non ne vengono fuori. Poi... C'è un dato che è così, un dato se volete anche di colore, solo dal dopoguerra ad oggi, cioè da quando esiste la nostra Costituzione, per intenderci, abbiamo prodotto e sono in vigore grosso modo 71.000 leggi, atti normativi di varia natura. Abbiamo un primato, cioè, a livello E mondiale. abbiamo un primato, soprattutto perché queste norme vanno ad affastellarsi, poi c'è l'ambito nazionale, l'ambito regionale, poi ci sono state le riforme costituzionali, per cui competenze che sono state ripartite e naturalmente poi ci sono gli enti locali come i comuni, eccetera. E gli adempimenti spesso risentono di questo affastellarsi di norme. E purtroppo nel momento in cui sono state annunciate anche qui le grandi riforme dell'amministrazione, della burocrazia appunto, poi le nostre imprese si sono trovate di fronte a dei castelli di carta. Lo sportello unico per le attività produttive sembrava la panacea di tutti i mali, ma quanti sono i comuni, per vari motivi, non entriamo nel No, per merito della carità. questione, quanti sono i comuni che li hanno attivati e li stanno gestendo in piena efficienza. Non solo, ma molto spesso la stessa riforma dovrebbe aver eliminato il cartaceo, il famoso e-government, cioè per intenderci facciamo tutto al computer, e poi paradossalmente ha prodotto più carta, per cui molto spesso bisogna portare comunque la carta anche se abbiamo già fornito tutti. Ah beh, ma assolutamente poi l'onere E di questo, non voglio dire, perderla, questa benedetta sto carta. dicendo Cioè, semplicemente cose che i nostri ascoltatori conoscono vivono fin sulla troppo pelle bene. tutti i giorni, assolutamente. Quello che noi diciamo è che forse ancora prima che le grandi riforme istituzionali bisogna partire proprio da qui, perché le vere riforme, quelle che si toccano con mano, quelle che ti rendi conto che ti è cambiata la vita, sono proprio queste, cioè le riforme che eliminano la burocrazia e ti fanno sentire l'amministrazione, lo Stato, il comune, la regione molto più vicini. Quando per chiedere o partecipare ad un bando per ottenere dei finanziamenti, la trafila e la documentazione non deve essere una sorta di inquisizione documentale, ma deve essere invece una procedura trasparente, chiara, che sia anche facilmente verificabile dalle istituzioni e quindi anche Ma estremamente facilmente semplice, producibile però anche da parte dei facilmente cittadini. producibile, tenuto Assolutamente. conto che oramai l'amministrazione stessa si vanta della possibilità di incrociare i dati, quindi abbiamo questo grande fratello che ci controlla grazie anche alla telematica, non si capisce perché bisogna. C'è una cosa che a me fa sempre ridere quando ti chiedono il codice fiscale e poi sotto completare con nome, cognome, indirizzo, data di nascita, eccetera. E non si fidano, vogliono fare il confronto. E vogliono fare il confronto. Ma questo, siamo nella battuta, però è drammatica, perché poi No, no, infatti viene da ridere, ma in sono realtà, cioè, questi i denti che fermano, i denti della tagliola che fermano la quotidianità della nostra economia e del nostro vivere da cittadini. Confcommercio su questo è abbastanza, voglio dire, agguerrita e le nostre strutture sono state le prime ad attivarsi quando sono partiti i primi sportelli telematici anche con la Camera di Commercio, eccetera, per cui il mondo dell'associazionismo è sicuramente avanti. Adesso dovrebbe entrare a regime il sistema che consentirà di accelerare ulteriormente queste procedure. Però se dobbiamo trovare dall'altra parte un'amministrazione altrettanto veloce, altrettanto ma smart, qui, tanto per usare una parola. qui però stiamo dicendo qualcosa che sembra veramente utopico, perché per antonomasia, forse per io dico a volte per autogenerarsi, per stare in piedi, trovare Sì, l'autogiustificazione di se stesso, esatto, lei ha detto bene. quindi Ha detto bene, creano delle regole per poter giustificare giustificare la la propria loro esistenza, ha resistenza. detto molto bene, oltre al fatto che comunque di fondo i cittadini, le imprese sono dei nemici.
No, ma assolutamente. Non Vabbè, sono il fatto delle è solo persone, l'inversione dell'onere della non sono prova da che aiutare, c'è. ma torniamo sul discorso fiscale un attimo solo. Cioè, È strettamente correlato all'inversione dell'onere della prova, no? no, vabbè, ma dico, tutti stanno dicendo che il sistema fiscale italiano è troppo opprimente, eccetera, che però bisogna cercare gli evasori, così quelli che invece denunciano in maniera corretta possono pagare meno. Allora, perché non facciamo l'inverso? Allora, io sono un imprenditore, chiamo adesso a giugno chiamo l'ufficio delle entrate e la finanza e gli dico: scusate, venite a controllarmi per cortesia la contabilità del 2013, ho presentato i bilanci, vi do tutte le Se sono fatture. congruo, Se insomma. voi dite che questo è congruo, non pago più il 48%, ma mi date un premio, non so, pago l'8% in meno, pago il 40%, pago il 37%, e quelle carte le butto via, perché io sono costretto a comprare un magazzino o a pagare un canone di locazione di un immobile per tenere gli ultimi 10 anni che poi non si capisce se siano 10, se siano 15, perché per l'IVA c'è un periodo, per l'ufficio delle entrate ce n'è un altro, per la finanza ce n'è un altro ancora e per l'ispettorato al lavoro c'è un altro periodo ancora, quindi confusione pazzesca anche là. Cioè, è semplice il discorso, no? Perché io devo tenere la documentazione della mia azienda 10 anni e poi al 9º anno mi viene uno a controllare se... Venite subito a controllare. Controlliamo subito e abbiamo risolto il problema. Tutti quelli che chiamano le aziende virtuose, che sono sicure di aver prodotto, dichiarato quanto... perché devo avere una contabilità ordinaria, quindi sostenere dei costi di commercialista, di tenuta del libro giornale, eccetera, e poi il fisco va a guardare gli studi di settore? O ci sono gli studi di settore, ma perché allora comunque, se ho la contabilità ordinaria, se ho lo studio di settore, devo avere anche il registratore fiscale, devo avere anche la fattura fiscale, la ricevuta fiscale? Cioè, sono tutte cose che in un paese civile credo non dovrebbero esistere, ma qui in Italia invece esistono quasi per tutti, Ma sono perché per concorsi. esempio i centri commerciali, che io sappia, se non hanno cambiato, non hanno i registratori fiscali, o sbaglio? No, mi pare che ce l'abbiano i negozi dei centri commerciali. No, i supermercati, per esempio, cioè, ci sono delle facilitazioni, non hanno il Questo non sono a conoscenza. Sì, ma hanno il collegamento diretto, sì, ma tu mi insegni, allora visto che mettiamo un po' di malizia, i collegamenti sono diretti, magari c'è un filtro in mezzo. No. Scusami. A voler pensare bene. No, va bene, cioè io non vedo perché io, che sono un piccolo, devo essere considerato, per definizione, sono un evasore, e tutti gli altri invece, perché sono un po' più grandi, perché sono Lega delle Cooperative, piuttosto che Esselunga, piuttosto che Desparo, invece loro vanno bene. Cioè, questo non è corretto, non è giusta sta cosa qua. Tornate pure sul discorso della burocrazia, perché sono cose che rattristano. No, sono andati fatto. Ecco, questo discorso qua c'era Perché se pensiamo a quanta energia anche noi come associazioni di categoria, come servizi che possiamo mettere in sto campo, pensando ai costi di tutto questo, perché c'ha dei costi mostruosi. Sì, ma appunto pensiamo un attimo a quanta energia, a quante risorse potremmo destinare, anziché a fare tutto quello che serve invece per attirarci giù. Invece ad aiutare le imprese a crescere, a inventarsi cose nuove, a creare condizioni utili per fare grandi cose sul nostro territorio. Sono tutte risorse che ovviamente sono in questo momento ingolfate e sono assolutamente ingabbiate nel far fronte alla necessità che l'impresa ha di non commettere errori ad ogni peso spinto, perché appunto più la normativa è complessa, più la burocrazia
è articolata, è inevitabile l'errore, soprattutto in imprese che magari hanno anche la fortuna di avere in questo momento un certo fatturato, una certa dinamicità, ecco, che appunto dovrebbe far sì che le imprese siano più concentrate sul loro business e non sulla paura di sbagliare. Ecco, io qua vi giro un po' una domanda, visto che siamo andati proprio anche alla questione che ci è stata chiesta anche da diversi giovani telespettatori, immagino siano giovani, perché molti ci hanno chiesto: ma conviene per un giovane aprire un'attività, commercio, turismo, servizi, cimentarsi, tutti molto consapevoli del fatto che un investimento di base deve essere fatto, e magari pensano: faccio l'investimento di quello che è stato risparmi di famiglia, mi cimento in questa cosa qui, ma vale la pena farla? Giratela ai vostri esperti, i vostri esperti siete, i nostri esperti siete voi, e io vi giro queste domande a fronte di intoppi di carattere burocratico che hanno incontrato, paure della fiscalità, poi c'è anche la paura, l'ansia, come diceva lei, un'ansia che molti sentono. Cosa vi sentite di dire? Chiedo a voi per il commercio, chiedo anche a lei per commercio e turismo di rispondere a chi vorrebbe provare in questo, che sarebbe bellissimo perché è un modo per crescere, però non so se in Italia... Ma guardi, oggi aprire un'impresa significa fare una scommessa con la burocrazia, con il fisco, con il costo del lavoro. Ciò nonostante, ammesso anche di vincere questa scommessa, il problema è che bisogna essere innovativi, perché siamo in un momento in cui non c'è una domanda interna. Quello che lamentiamo da anni è che i consumi non ripartono, non ripartendo i consumi non si crea ricchezza. Però noi vediamo con molto interesse quello che sta succedendo in parte dell'agricoltura. Ci sono dei giovani, anche laureati, che intraprendono dell'attività in agricoltura, che non significa fare cose che si facevano anni fa, cioè l'agricoltore e basta, significa per esempio fare l'integrazione, cioè l'agricoltore va nel campo, ma comincia anche a interessarsi su quale mercato collocare il prodotto, cioè ha una visione di imprenditore completo che gli fa capire qual è il mercato a cui dirigersi e cosa deve fare per soddisfare quella domanda. Se un giovane, con la cultura che acquisisce anche a scuola, ma anche con l'esperienza diretta, riesce a fare questo ragionamento, secondo me può aprire qualsiasi attività, anche un bar, anche un ristorante, anche una trattoria, anche un negozio, solo che bisogna capire qual è il mercato e dove si vuole andare, bisogna farsi un'idea progetto. Poi i tecnici dicono che si chiama business model, vabbè, qual è il valore che intende creare attraverso la sua intrapresa. Certo. A questo punto non c'è un settore che vale meglio di un altro. Certo, sarà il settore che presuppone un investimento minore, allora un albergo credo che sia più complicato. Dipende, un bed and breakfast. Allora, sul mondo del turismo, una volta il nonno diceva: non serve che studi, perché va a fare l'oste. Ma a monte e a valle, in partenza, comunque c'era una conoscenza e una professionalità che il ragazzo, vivendo in famiglia, perché generalmente i pubblici esercizi erano poi le case, le famiglie, eccetera, e quindi lui nasceva, imparava il mestiere rimanendo in famiglia, quindi non serviva che studiasse, perché comunque aveva già una professionalità acquisita. Quindi io dico, comunque, se un giovane vuole aprire un pubblico esercizio e entrare nel mondo del turismo, fa molto bene, è un mercato in espansione che andrà senz'altro bene, ma deve essere preparato. Ecco, forse questo si ricollega anche ai curricula che lei riceve. Deve essere, esattamente, non sarà un mestiere di ripiego, deve essere una professione importante. Però chiede anche un certo tipo di... chiede sacrificio. Deve rispondere a una domanda che forse 50 anni fa non si doveva fare. Certo. Perché deve venire da me quel cliente? Cosa gli offro io in più degli altri? In più degli altri, bravissimo. E sono gli scontri che io trovo con mio figlio, cioè mio figlio, ho la fortuna che mio figlio continua a farà il lavoro che ho fatto io, che ha fatto mio padre e mio nonno, e quindi continua, ma la maniera di intendere il modo di lavoro di base è uguale, perché poi una pasta asciutta o un risotto si fa col riso e con la fatica, no?
ma come venderlo, come proporlo, come farci conoscere, come mettersi nel mercato, probabilmente io in questo momento sono in difficoltà, sarei in default se dovessi aprire un'attività ex novo probabilmente. Mio figlio no, e quindi c'è comunque uno scambio, uno scontro tra generazioni. Allora io dico benissimo, i ragazzi debbono entrare nel mondo del turismo, però devono entrare a pieno titolo, devono imparare, devono avere la pazienza di fare un po' di, come si suol dire, gavetta o apprendistato. Non è pensabile come qualche anno fa che la gente apriva in franchising e distruggeva la ricchezza dei genitori, dei nonni, degli zii che gli prestavano i denari per aprire. Devono essere preparati, devono andare a scuola, magari non sarà la scuola d'obbligo, andranno a fare i corsi che fa la Confcommercio piuttosto che altri, andranno a lavorare per capire come funziona, però ci deve essere. nel mondo del turismo abbiamo bisogno di professionalità, abbiamo bisogno di nuove aziende, il mercato c'è. Il mercato Quindi c'è mercato, c'è fatto, mercato. c'è possibilità. Indubbiamente non è semplice come 7 anni fa, 10 anni fa, ma sono giovani e avranno, penso, la voglia, la forza e lo sprint che magari adesso io non ho più, insomma, no? Ma un ragazzo di 20 anni, 25 dovrebbe comunque... Ecco, giorni fa mi è capitato di leggere una notizia su questa logica. Ho visto, guardare una fotografia, c'era uno spazio di un negozio strano che aveva dei distributori come erano i negozi di alimentari di 50 anni fa, quando non c'era il preconfezionato, andavi lì, prendevi lo zucchero, il caffè, esatto, sì. e questo sta diffondendosi in Italia, perché è una risposta dalle radici antiche, ma fatta in maniera moderna. Ecco, i giovani la creatività ce l'hanno. E in Veneto ci sono delle occasioni per studiare la creatività diffuse, molto interessanti, perché se 50 anni fa la cultura era di tipo verticale, di padre in figlio, questa cultura adesso non c'è più, c'è la cultura orizzontale. Certo, Uno cresce però, con il confronto, però guardandosi trovano, attorno. sì, però continuano a trovare, adesso non mi ricordo, forse c'era anche il vice direttore in trasmissione quando ha chiamato il telespettatore, poi c'è anche scritto dicendo tutta la più buona volontà, siamo un gruppo che siamo pieni di voglia di intraprendere, giovani, però ci scontriamo a parte con la mancanza di credito delle banche che ti chiudono improvvisamente. Vabbè, non apriamo un'altra trasmissione. Questo però è un altro tema importante. Ma le famose monomarca che adesso vanno tanto di moda, no? Nel commercio, monomarca, calze piuttosto che cravatte, piuttosto che guanti, eccetera. Guardate che 50-60 anni fa nel mondo dell'alimentare era normale, cioè a Venezia e nel territorio comunque c'era chi vendeva solo olio. Chi vendeva solo, chi vendeva solo carne di pollo, chi vendeva solo manzo, chi vendeva solo formaggi e latte, la carne equina, cioè c'era una specializzazione, Leuganeger, no, cioè che vendeva solo maiale e prodotti derivati dal maiale. Cioè c'era una specializzazione e una professionalità che potrebbe anche tornare, nel senso che in certi mercati si può fare una cosa del genere ancora. Evidentemente però per far questo bisogna anche che i nostri amministratori rendano vivibili e attraibili i centri storici delle città, accessibili, perché sennò diversamente diventa veramente un'impresa eroica aprire all'interno del centro storico del Porto Gruaro piuttosto che del San Donà o del Doio, ci vogliono anche le strutture. Allora a quel punto uno rischia e vende, se no diversamente si affida ai famosi monomarca o ai negozi in franchising dove ma fa il commesso alla fine. Esatto, dove non fa più un imprenditore ma fa il commesso, insomma, dove uno gli dice no, devi fare la vetrina fatta così, con quel colore, con quella lampadina, e sparisce la professionalità, ma non è neanche una fonte. Ma allora io dico perché devo andare in centro, nel centro cittadino, vado piuttosto al fresco o al caldo, al centro commerciale, tanto trovo la stessa cosa. E questo è un altro problema che volevo dirvi, perché il franchising è la morte del piccolo commercio, perché la città, per quanto a meno che la trasformi in una chicca perfetta, però non avrà mai quell'offerta stravolgente che ha la città artificiale. E adesso vabbè, ci sono nuovi centri commerciali appena sorti a Mestre, sappiamo benissimo.
caspita, gli dici, però lì trovi quelle classiche offerte del franchising. La città dovrebbe offrire qualcosa di diverso, particolare, il casolin di una volta, quello che si diceva che non trovi più in giro, lo dovresti trovare nel centro cittadino e non vai di sicuro, siccome sai che lo trovi lì, non vai nel centro commerciale, come il Maglificio o il negozio che ha tutta questa serie di situazioni, e secondo me sarebbe una fonte di attrazione incredibile per il turismo, perché nelle grandi città all'estero ormai sono invase anche queste da questi famosi monomarca o dalle grandi firme, uno non ne può più, perché a questo punto compra una cosa a Hong Kong o la compra a Vienna, la compra a Padova. È standardizzato tutto. Esatto. È uguale. Apprezzi tantissimo e veramente vedi che è pieno così di gente in paesini, villaggi sperduti o piccole città dove resistono questi piccoli negozi, queste botteghe, e lì c'è questa forma ancora di vitalità legata a questo, quindi bisogna trovare la chiave un po' di Ci lettura. vogliono nuove città. Nuove città. Con questa battuta andiamo subito in Ci pubblicità, vogliono poi torniamo nuovi insieme. amministratori, non Ecco, nuove anche città. questo, ne Per parliamo avere subito nuove città, dopo. ci vogliono nuove amministratori.